Altri tenores seguono il solco tracciato dai maestri, come quelli di Abba Lucente o il gruppo che porta il nome dell'antropologo Mialino Pira. Tenores, Bitti ha dedicato un museo multimediale, il primo della Sardegna, con la collaborazione della sede RAI di Cagliari e dell'emittente regionale Videolina. E prima dei saluti vi ricordo fra poco su Rai 1 l'appuntamento con Affari Tuoi, la lotteria in versione, diciamo così, prima serata. Siamo collegati con il mattatore di questo programma, Paolo Bonolis. Buonasera. Ma sì, diciamolo, in versione prima serata. Ci siamo tutti vestiti gagliardi per accogliere i 20 fortunati acquirenti dei biglietti a Lotteria Italia. Questa sera 3 di loro giocheranno, 3 mance, 500.000, 750.000, 1 milione di euro come premio massimo, poi ci collegheremo con le case di alcuni italiani, insomma tante cose, ma anche delle informazioni importanti che daremo nel corso della puntata. Ad esempio, una riguarda questa canzone sarda. Mario? Miliana tu sa trotta, prosa di si sposò in sto garco, l'hanno bisogno in sto garco. Giorgino! Eccomi, guarda. Lei ha mai sentito questo brano? Ci voleva la Busi che è sarda, io sono pugliese e non sono in grado di tradurre. È pugliese! Vai! Sì. Che si mangia la zita, che si mangia la zita, che si mangia la zita alla prima sera. La vorrei vedere danzare, Giorgino, sulle note di questa musica, non so se è possibile, ma la devo salutare, arrivederci, grazie, ci vediamo. Grazie a Paolo Bonolis. Allora vi lascio ad Affari Tuoi, vi ricordo alle